Parecchi storici e naturalisti, fin dal principio del Settecento, hanno accennato e più o meno estesamente trattato dei castellieri della provincia di Udine e qualcuno anche delle tombe a tumulo. Verso la fine dell'Ottocento vi si era accinto per i castellieri Achille Tellini, eseguendo il disegno di quelli esistenti nella provincia di Udine e non solo. In seguito Giovanni Battista De Gasperi, fin dal 1908, aveva cominciato ad interessarsi degli antichi valli e castellieri friulani. Ultimamente mi è capitato di visitare queste antiche costruzioni e di interessarmi ad esse, acuendo sempre di più la mia curiosità, spinto dalla lettura delle memorie che trattavano questo argomento. Incoraggiato anche dal Tellini, ho raccolto, durante gli anni 38-40, quanto più mi è stato possibile sapere e ho eseguito il rilievo di quasi tutti i manufatti, aggiungendo anche qualche profilo di sezioni trasversali per dare una più esatta idea della forma e dell'entità dei rialzi.